Siamo a Pescara in compagnia dell'onorevole Gianfranco Rotondi. Buonasera onorevole. Buonasera. I temi dell'attualità politica sono tanti. Iniziamo da taglio dei parlamentari. Lei è contro perché? Io sono contro non perché sono parlamentare, ma perché è un taglio che tocca il popolo, non gli eletti. Gli eletti non gliene importa mica tanto se i parlamentari sono di più o di meno. Dietro il sì c'è la casta dei segretari di partito che si eleggono da soli, eleggono i loro fedeli e buttano a mare un po' di ciurma, ottenendo per il Parlamento quello che hanno già ottenuto per i consigli comunali. Sono diventati, nei paesi più piccoli in particolare, dei consigli d'amministrazione in cui i detentori di voti eleggono i loro e hanno una sorta di quota, per cui ci aspetta un Parlamento in cui i partiti hanno la loro quota rappresentata da persone disciplinate, più poche, meno rappresentative. Il popolo conterà sempre di meno. Lei è l'ultimo eletto della grande tradizione della Democrazia Cristiana. Adesso la Democrazia Cristiana, ricordiamolo, è una fondazione. Come ha vissuto questi 40 anni di Democrazia Cristiana e come li può, se è possibile, parlare di oggi attraverso la cultura e l'esperienza della Democrazia Cristiana? Io mi sono iscritto alla DC 40 anni fa, meno di 20 anni. Sono orgogliosamente democristiano e credo in un terzo tempo dei cattolici in politica. Il primo tempo è stato la grande Democrazia Cristiana. Il secondo tempo, la Seconda Repubblica, questa democrazia cristiana diffusa, per cui abbiamo trovato democristiani dappertutto, a destra, al centro, a sinistra, con risultati modesti, tutto sommato, sia per il Paese che per i democristiani. Adesso il Santo Padre ci richiama ad un nuovo impegno dei cattolici, ne parla sempre più spesso, altrettanto i vescovi. Il laicato cattolico, come si diceva una volta, cioè tutti noi, è chiamato a esercitare nella propria dimensione esistenziale questo consiglio che la Chiesa dà, di tornare sul terreno dell'impegno politico. Io sono convinto che sarà una forma molto diversa di cattolicesimo politico, ma i giovani, quelli che oggi hanno i 20 anni che avevamo noi 40 anni fa, i giovani sicuramente si avvicineranno a questa prospettiva. A proposito di cattolici e di Fondazione DC, ci sarà il grande evento a San Vincent dal 9 all'11 di ottobre, ci sarà il Presidente del Consiglio Conte, ci sarà l'ex Presidente Berlusconi e parlerete anche dell'enciclica papale, insomma tanti temi, ce ne può parlare brevemente? Parleremo solo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, perché è quella la nuova frontiera dell'impegno politico dei cattolici. Nel 1948 la DC nei nostri paesi veniva chiamata la democrazia, i vecchi dicevano voto per la democrazia, per cui la DC era la democrazia e dunque aveva un programma generalista e non a caso è stata il partito Stato. Oggi non c'è un'emergenza per cui un partito deve essere votato per forza e i partiti generalisti non hanno fortuna. Abbiamo la Meloni che difende il sovranismo, un tempo la Lega difendeva il federalismo, Forza Italia la riforma fiscale. Oggi i cattolici quale tema possono sentire come proprio e agitare come la ragione del loro impegno politico? Papa Francesco suggerisce la difesa del creato. Forse la pandemia ci dimostra con riga e compasso che è venuto il tempo di un'alleanza per la terra, perché la terra non è un dono scontato, la terra è a rischio. A proposito di pandemia, con i risvolti della pandemia c'è la crisi economica, sarà un autunno duro, sarà un autunno difficile, il governo cerca insomma in qualche modo di fronteggiare questa emergenza. Lei che tradizionalmente dalla DC e in 40 anni ha visto tante emergenze, se vogliamo, che idea si è fatta di questo prossimo autunno? È un inedito, nessuno ha vissuto una crisi come quella che si profila. Anche quella del 1930 per certi aspetti aveva dimensioni più ridotte. È il mondo oggetto di una torsione che la pandemia esaspera e quindi dobbiamo sperare che riprenda un ciclo positivo dell'economia mondiale e che il virus molli un po' la presa, perché le due cose sono ancora molto connesse.
Come possiamo concludere questa nostra chiacchierata? Con tanto ottimismo, perché stiamo vivendo un'estate diversa dalle altre, ma di rilassamento per tanti italiani, alcuni dicono anche troppo rilassamento, visto che i dati dei contagi non sono incoraggianti, e possiamo sperare che sia cominciata un'altra fase. Infine una domanda per curiosità: ci troviamo nello stesso posto in cui l'anno scorso alcuni simpatizzanti della Lega avevano un po' fatto una provocazione contro di lei. Quest'anno invece la Lega com'è? Niente crisi di governo e niente Lega, a quanto pare.